griglia in cui viene da dire che piove sul bagnato, il Padova dovrà essere più forte anche delle disavventure di questa settimana che si aggiungono ad altre situazioni un po' critiche dal punto di vista fisico di qualche giocatore. Sì, abbiamo qualche problema, però ho fiducia nel resto del gruppo, quindi come sono predetto è normale che abbiamo qualche defezione di troppo, però ho fiducia, ripeto, completa negli altri ragazzi, non è una cosa che si dice tanto per dire. Adesso hanno l'opportunità, qualcuno che magari ha giocato meno, di dimostrare, quindi sono tranquillo sotto quell'aspetto. Anche perché la partita è importante, il Padova davvero deve essere più forte di tutto e di tutti questo sabato. Dobbiamo farla la nostra gara con la massima attenzione e la massima determinazione. Non è una finale, però dobbiamo certamente cercare di interpretarla nel modo giusto. Gubbio viene da una vittoria esterna, che squadra si aspetta? Gubbio è una squadra che in questo momento è in salute, chiaramente, perché ha vinto tutte le gare tranne quella che ha perso in casa con la San Benedettese. È una squadra, ripeto, che ha entusiasmo, ha molto entusiasmo, perché viene da una promozione e viene da ottimi risultati, quindi è una squadra che sta bene sotto quel punto di vista mentale, è una squadra che è molto brava a ripartire, quindi noi dovremo essere attenti e concentrati in queste situazioni su cui abbiamo lavorato durante la settimana. Lì davanti Germinale, Fantacci o cos'altro ancora? Quelli che abbiamo, 11, giocheremo anche noi sicuramente. Ma ha magari una soluzione che potrebbe in questo momento convincerla di più di altre? Sì, le soluzioni ci sono, però valutiamo, non ho ancora deciso, quindi fino a domani non ho deciso, insomma. Germinale forse è l'unico problema, che magari non ha i 90 minuti, però insomma sarà anche pronto, anche lui avrà voglia, immagino, anche mentalmente. Sì, voglia ce l'hanno tutti, però è chiaro che non è che si può pensare che tutti siano nella stessa condizione. Domenico caratterialmente è uno che dà l'anima, è normale che se glielo chiedete a lui può giocare 120 minuti, ma poi i fatti sono altri, insomma. Se ha fatto una buona settimana d'allenamento, però è chiaro che se no tutto il lavoro fatto con gli altri giocatori sarebbe inutile, però sono convinto che ci possa dare una mano. 90 minuti è utopistico dire che ce li abbia, questo sì. Invece appunto il Padova, dicevi, il Gubbio dal punto di vista mentale sta bene, questa settimana i ragazzi invece hanno reagito positivamente comunque a quello che è un momento. Ma sì, ragazzi, almeno noi della società e dello staff cerchiamo di tenerli sereni, perché anche le dichiarazioni che hanno fatto, insomma, di questo pessimismo ce ne accorgono, non sono robot, sono uomini, però noi siamo sereni, siamo convinti delle nostre possibilità e quindi non dobbiamo dire e fare altro, insomma, solo le gare dobbiamo cercare di interpretarle nel modo migliore. Fino adesso dal mio punto di vista l'abbiamo fatto, tranne magari in qualche situazione, però fa parte di un percorso di crescita ed è normale che ci siano magari squadre un po' più avanti di noi in questo momento, oppure che magari abbiano fatto qualche risultato in maniera diversa dal nostro, nel senso che non ci attacchiamo alla sfortuna, a situazioni arbitrali, però oggettivamente se fossimo stati un po' più freddi, qualche opportunità, qualche punto in più l'avremmo sicuramente. Ti dà fastidio, ti sorprende questo pessimismo di cui parli? No, per capire. No, non mi sorprende. Mi sorprende, ma sono sereno, lavoro tranquillo, cerco di lavorare tranquillo anche con la squadra. La squadra piano piano inizia a conoscere me, io conosco loro, quindi non c'è nessun tipo di problema sotto questo aspetto. Senti, dicevi che degli interpreti deciderai domani, insomma, la formazione, anche se un'idea di massima credo che tu ce l'abbia. Per quanto riguarda il modulo, è possibile, cioè voglio dire, che si va avanti sempre col 3-5-2 oppure c'è l'idea, non so, magari di provare qualcosa di diverso? Di diverso dobbiamo farlo per forza, però adesso stare a dirvi come gioco domani non ve lo dico. No, questo non ci piove, però ecco, era per capire appunto se. Non ho altro da aggiungere, okay. Non
non c'è problema, insomma 11 e altri che possono subentrare ci sono, non è un problema di modulo, non è un problema di tante altre cose che ho letto, quindi ho le mie idee. Variare un giocatore all'interno del campo in una posizione non cambia o non sposta un risultato secondo il mio punto di vista, però non vi do altre indicazioni, ma non per cattiveria, perché non mi sembra giusto in questo momento che abbiamo delle difficoltà a dare opportunità all'avversario. Okay. Non è perché ce l'ho con voi, no, ci mancherebbe. No, la curiosità, perché l'altro giorno abbiamo visto che hai fatto un esercizio specifico sulla difesa. Anche questa cosa qua è una cosa che probabilmente non l'avete guardata con attenzione. Forse se me l'avreste chiesto, no, non interpretato male, avrei spiegato l'esercitazione che abbiamo fatto, ma non è, ci si può difendere con 3, 4, 7, 8 giocatori, era solo un attacco alla palla che poi si può fare con una linea 4, 3, se magari me lo chiedevate ve la spiegavo. Certo. Poi potremmo giocare anche a 4, ma questa squadra può giocare con 2 o 3 sistemi di gioco, lo sappiamo bene perché l'abbiamo interpretata, l'abbiamo costruita per avere varie situazioni, però come ho già detto ci sono situazioni, momenti, e quelle valutazioni spettano a me. Voi giustamente fate il vostro lavoro, fate bene, quindi non ho altro da aggiungere in questo senso. Ok. Per te è più importante domani il risultato o la prestazione, visto che si torna in trasferta dove l'ultima, che era anche la prima volta, non è andata bene? Per me è importante la prestazione, perché la maggior parte delle volte, anche se ultimamente non è stato così, per varie situazioni che già conoscete, se fai la prestazione la maggior parte delle volte hai anche il risultato, quindi è importante continuare sotto questo aspetto, non è che si può buttare a monte i 2 mesi di lavoro, perché abbiamo perso una gara su 5 partite, quindi è importante l'atteggiamento, la prestazione e il risultato è una conseguenza.